Eccoci qua, cari telespettatori, un'altra parte della nostra trasmissione con un'altra intervista. La vedete alle mie spalle, immaginate bene di che cosa parliamo, lo facciamo spesso ma è doveroso farlo, tanto per gli associati Confcommercio Veneto, sono tantissimi lavoratori, tanti anche che ci seguono e ci ascoltano, ci sollecitano su alcuni temi, quanto anche per i consumatori, quindi tutti quanti noi che ci sporgiamo dalle nostre case sperando di poter trovare dei luoghi dove anche rilassarsi, da una parte entrare nei locali oppure comunque andare negli hotel o nei negozi per poter passare anche il nostro tempo libero e fare dei sani acquisti. Ma ai noi le cose non volgono bene e quindi con Patrizio Bertin, presidente Confcommercio Veneto, nonché presidente Ascom Confcommercio Padova, grazie e ben ritornato qui con noi. Vediamo di parlare di strategie che nella situazione, poi la rianalizzeremo, state cercando di adottare, perché voi dite bisogna trovare delle vie di uscita. Allora, una campagna innanzitutto di sensibilizzazione per cercare di far fronte all'incombenza dell'acquisto sul web, che è un po' anche qualcosa di incontrollato e frenetico, perché serve per riempire il tempo a volte, no? Sì, difatti, piccola parentesi, io anche ho contestato le parole del professor Galli quando ha detto... Che ha incitato. Ecco, ha incitato di comprare in internet, diceva lui, ecco. Io gli ho detto che poi lui vada a prendere lo stipendio da Amazon e quindi perché non si possono fare, io non faccio il virologo e non faccio il professore, io faccio il presidente dei commercianti, devo difendere la mia categoria, ecco perché noi abbiamo quasi diciamo, dato un grido d'allarme a tutti i nostri clienti, ma a tutti, compriamo nei negozi di sotto casa, che sono la nostra forza, sono quelli che ci assistono anche, perché veramente è un valore sociale il negozio ormai e l'hanno dimostrato nella prima fase del lockdown, quanto importanti erano i negozi di sotto casa. Adesso comprare online, per carità, con questi grandi gruppi che stanno monopolizzando il mondo, tra poco ci diranno come dobbiamo vestirci e cosa dobbiamo mangiare. Guardiamoci un po' bene da queste situazioni qua e cerchiamo di valorizzare il piccolo commercio. Il piccolo commercio è sempre stato l'ossatura del nostro territorio e quindi il PIL l'abbiamo fatto crescere noi con le nostre attività, con i tanti giovani che si affacciano al mondo del commercio e che vogliono intraprendere un'attività commerciale. Noi stiamo chiudendo anche il futuro ai nostri figli, ai giovani. Per questo dobbiamo preservare i negozi di vicinato e lo dobbiamo fare con estrema anche chiarezza di dire dobbiamo assolutamente, perché questi negozi qua pagano le tasse. E le pagano nel nostro territorio. E qua arriviamo a un altro nucleo importante della situazione. Noi riusciamo ad andare avanti anche con l'economia dal momento in cui c'è chi paga le tasse effettivamente. Ci troviamo in grandi difficoltà, gli operatori, i negozi sono in grandi difficoltà, però sono quelli che le tasse appunto le pagano sul territorio, per cui alla fine se tu li aiuti a sopravvivere hai un rientro in servizi che sono dovuti alla tassazione. Questi colossi, nonostante le vostre pressioni, perché voi le avete fatte a livello nazionale molto forte, continuano ad avere una situazione fiscale che sfugge in qualche modo alla normalità. Questa è la logica dei potenti. Loro che chiaramente sanno fare lobby, loro pagano, lasciano una piccolissima quota di tasse nel nostro territorio e chiaramente le pagano dove hanno la sede legale, a Dublino o in altre parti del mondo. E qui a noi ci rimangono le briciole. Questo gli permette di farci una concorrenza sleale, okay? E questo ci impone a noi di chiudere le nostre attività. Io non sono contro l'online. Io sono contro di quelli che non pagano le tasse in questo territorio, perché noi quando abbiamo bisogno di strade, scuole, asili e tutte le infrastrutture che abbiamo bisogno, lo facciamo con i soldi nostri, ma chi vende qua in Italia deve pagare qua le tasse e non ci deve fare concorrenza sleale. Come funziona il sistema fiscale di questi colossi del web? Questi colossi lasciano in percentuale attorno al 3% di tasse
sul loro fatturato, insomma. Perché di fatto le sedi risultano da altrove. Pagano dove hanno una tassazione favorevole, chiaramente in paesi dove mettono una tassazione agevolata e quindi... Ecco, però da chiarire... ma l'abbiamo visto, l'hanno fatto anche le nostre imprese, Fiat per prima è andata in Olanda. E quindi ecco, questo modo di aggirare gli ostacoli, di fare, secondo me non va bene. Tu se vendi e produci qua, paghi qua. Assolutamente, però c'è da distinguere una cosa, un discorso è i colossi, che sappiamo quali sono, che vendono sul web, e una cosa invece è il piccolo negozio che per situazioni varie di contingenza si cimenta sul web, che anzi è bene farlo, e ti può mandare o a casa la spesa fatta, eccetera, perché è pur sempre un negozio del territorio. Questo voi lo state invece incentivando come alternativa? Noi non siamo contro la vendita online, anzi, allora, questo è il futuro, no? E quindi noi dobbiamo essere preparati e capire come anche posizionarci in questo tipo di mercato. Questo ha preso una fetta di mercato che difficilmente torna indietro, quindi anche noi dobbiamo fare la vendita online e tantissimi nostri negozi già sono sul web per fare la vendita online, però la facciamo essendo tassati, noi le tasse da le negozi paghiamo, fisici aperti, e quindi ecco, e più abbiamo anche il servizio del negozio fisico, quindi diciamo l'emozione quando uno vede un prodotto e lo compra, invece che io lo chiamo il commercio freddo, quello online, perché quando tu entri su un negozio prima di tutto hai la cortesia, l'ospitalità, ma anche ti crea l'emozione quando tu vedi un prodotto, te lo provi, lo tocchi, sia sull'alimentare ma sia anche sull'abbigliamento, su tanti ambiti. E quindi è questo, non possiamo perdere questi valori, perché diventiamo veramente un popolo freddo. Ecco, voi state appunto spingendo nel sensibilizzare le persone a riscoprire anche i valori del Natale, come, vabbè, è brutto dirlo in modo pragmatico perché il regalo rappresenta il Natale e va oltre, però c'è anche appunto una bellezza del vivere anche la spesa, il concedersi un piacere, un godimento, lo spostarsi per i negozi, le città illuminate, che rischiamo veramente seriamente ci sia, non dico impedito, ma grandemente limitato fin da adesso. Sì, beh, questo Natale sarà un Natale triste per molti aspetti e quindi sarà un Natale da dimenticare, brutto da dire, però sarà così, sia dal punto di vista fiscale, cioè imprenditoriale, ma sia anche dal punto di vista proprio umano, perché sarà impossibile anche fare il cenone di Natale con le famiglie. Si parla di massimo 6 persone a casa. Appunto, quindi io penso a quelli che magari dovranno passare il Natale anche da soli e quindi questo è una cosa che mi mette molta tristezza. Quindi dobbiamo assolutamente scavalcare quest'anno, lo dobbiamo scavalcare, dobbiamo guardare avanti e dobbiamo vedere il futuro nostro non è questo, sarà un futuro bello, piacevole, però se ci mettiamo tutti assieme e facciamo le cose, quelle semplici, quelle che servono a questo Paese, quelle che lo chiedono le imprese, lo chiedono le famiglie, lo chiedono i lavoratori, perché anche i lavoratori vogliono lavorare, non vogliono stare in cassa integrazione. Anzi, e quindi adesso io penso alle zone rosse che hanno la gente in cassa integrazione, che Natale passano quelle persone là. Ecco, sapendo che magari non riescono a trovare il posto di lavoro quando tornano. Infatti, a questo proposito, alcuni insomma, degli addetti ai lavori del commercio invocano piuttosto una chiusura perché dico almeno ci arrivano i ristori. Beh, che cosa risponde a questo? Io rispondo che è demenziale, perché noi abbiamo sempre chiesto di lavorare. Abbiamo la fortuna di essere su una regione dove ci è concesso di lavorare, anche se parzialmente, però almeno siamo occupati, se no perlomeno andiamo nelle nostre attività fino alle 6 di sera, bene, però ci andiamo. Essere a casa è frustrante, io sento i miei colleghi di altre regioni dove sono chiusi e li sento provati, ma veramente provati, quelli che invocano la zona rossa per il sussidio, secondo me hanno dei problemi mentali.
Tra l'altro anche quando si parla poi queste zone, vabbè, di discorso comunque di limitazione nei comuni, il nostro paese, l'Italia, è fatta di piccoli comuni, per cui quando si dice non puoi uscire dal tuo comune, una cosa è non uscire dal comune di Milano, una cosa di Bologna, una cosa è non uscire dal comune dico, uno dei più piccoli nostri, che veramente diventa terrificante, perché chi lavora nel commercio, ma anche la stessa Padova, Vicenza o Verona, ci rimettono se non c'è un movimento di persone da fuori del territorio, controllato però ci deve essere. Sì, è un po' una forma di arresto domiciliare, quindi non fa bene a nessuno. Penso che sia una cosa, non lo so se sia la forma, diciamo, estrema di contenere questo virus. Io spero che non sia questa, perché questa sarebbe veramente frustrante anche per i cittadini, ma per tutti non va bene, perché magari sei al confine col paese e hai un parente di là, un amico, e non puoi trovarlo, sentire, ma per tutti i bisogni che ci sono quotidiani su una famiglia, su una persona, e quindi questo io lo vedo veramente una cosa molto, molto difficile da sopportare, proprio fisicamente. Quindi io spero che questo non succeda, spero che si salvi anche la stagione invernale. A questo proposito, perché lei si occupa anche di turismo, perché voi avete tutto il discorso degli alberghi, che non è poca cosa. Cosa si sta prospettando? Perché tanti si chiedono come passerò, il consumatore, come passerò il Natale. Chi opera nel settore, apro, non apro, potremo innevare gli impianti in modo artificiale per quanto riguarda gli impianti sciistici, ci sarà la stagione e c'è un grande punto di domanda. A livello regionale è un discorso, ma a livello nazionale, voi siete anche dentro il Consiglio di Confcommercio nazionale, che aria tira, che tipo di interazione avete col governo, che cosa pensano di fare? Perché vengono i brividi a leggere gli articoli, ma non sappiamo se così è o se solo... Se sono solo magari proclami sì, adesso. esatto, come spesso succede. Guardi, io le dico che spero che la stagione invernale venga salvata assieme al Natale, perché ne va di 26-28 miliardi del nostro PIL. Un fatturato pazzesco. E quindi è un fatturato che fa veramente, è quello che salva, di solito salva anche l'annata se va così così. E quindi io spero che questo non venga assolutamente interrotto. Però sono convinto anche che si devono fare le cose serie e per bene, quindi con delle regole chiare e precise io penso che si possa andare dappertutto, però chi non rispetta le regole deve essere punito, questo sì, però chiudere gli impianti sarebbe un dramma, perché tutti quelli che vivono e gli alberghi anche su in montagna che vivono con queste stagioni, se tu gli privi anche queste stagioni veramente, ma sì, ma i sussidi, i ristori e tutti questi aiuti, insomma, sono aria fritta alla fine per un'azienda che lavora, un'azienda che ha 1000 incognite, e questi sussidi sono solo per le incognite, non per il lavoro. Tra l'altro noi siamo una di quelle regioni dove avremo più alto, noi Trentino Alto Adige, il più alto danno economico dalle chiusure invernali, sembra, no? Noi avendo la regina delle Dolomiti nella nostra regione, ma avendo molte località sciistiche, insomma abbiamo delle località sciistiche che fanno invidia al mondo, e queste, vederle deserte o vederle non innevate, e quindi io so già che sarà un dramma questa cosa. Si sta paventando di non aprire, perché tanti hanno detto innevare le piste ci vogliono cifre importanti, parlano di 3, 4, 5 milioni per innevare una pista, e quindi lasciarla ad erba così io penso che sia triste, che sia molto preoccupante anche per la nostra economia. Sarà un grande qual è il colpo. termine ultimo secondo lei per riuscire comunque a recuperare, cioè fino a quando si può tergiversare nella decisione o comunicarla, perché noi siamo quelli dell'ultimo minuto, no? Però dopo all'ultimo è ben poco. Intanto adesso stanno lanciando appunto notizie allarmanti di non apertura. Io spero che queste notizie vengano smentite al più presto possibile e che, ripeto, mantenendo sempre una grande rigidità nelle regole, però non venga privato
anche a chi ha la possibilità di andare in montagna un weekend, di poterci andare, sciare in sicurezza, si può fare, tutto si può fare, basta avere la consapevolezza del rischio che si ha e quindi avendo tutti gli accorgimenti necessari, però si può andare a sciare, sono convinto e me lo auguro per tutte le nostre località montane che stanno facendo l'impossibile, visto che anche Belluno e altre zone hanno sofferto anche loro di Covid e quindi so cosa vuol dire e so che preoccupazione hanno, ma so anche che devastazione potrebbe essere vedere la montagna nel periodo invernale deserta. Perché poi tra l'altro, qualora fosse l'ipotesi più tragica e angosciante, gennaio non vedrebbe nessun tipo di miglioramento, febbraio poi abbiamo un carnevale che vabbè. Se lanciano già la terza fase allora siamo... esatto, con gli anticipi della terza fase. Siamo veramente messi male, ma malissimo siamo messi. Io spero che arrivi questo benedetto vaccino. Ma il vaccino ora che si viene distribuito e che lo effetti, so, però io spero richiamo. sempre che, insomma, dopo alla fine, dico, per carità di Dio, non sono un amministratore neanche, ma dico, se questo vaccino è in produzione e verrà distribuito prima o dopo, basta solo acquistarlo, penso. E quindi ormai ho visto che ci sono 10-15 case farmaceutiche che stanno producendo vaccino. Intanto cominciamo a vaccinare il mondo, vediamo cosa succede, ma facciamolo in fretta perché, come diceva anche, ho sentito appunto dal governatore, mi sembra Zaia, che diceva che guardate il prossimo futuro ci vorrà un passaporto sanitario per dire se sei vaccinato o se non sei vaccinato e quindi io spero che questo cominci a dare un po' di fiducia alla gente, cominci a dare anche la stessa identica preoccupazione nel mettere la mascherina, rispettare le distanze, sanificare i locali, fare tutte quelle cose che noi facciamo quotidianamente, però questo potrebbe essere quello che ci salva la vita, ma salva anche l'economia. Noi vogliamo salvare l'economia, non siamo i commercianti o gli imprenditori che vogliono solo il business loro e vogliono solo il mero denaro. No, noi vogliamo anche salvare soprattutto noi stessi, la gente, i nostri clienti e tutto nel rispetto delle regole, però vogliamo lavorare in sicurezza. Ecco, voi avete lanciato un'app, I Love My Street, per migliorare le vie dello shopping. Di che cosa si tratta? Questa è un'app che abbiamo lanciato la settimana scorsa a Padova perché vogliamo che anche quello che va a passeggio, il nostro cliente, ma anche il cittadino stesso che vede zone magari degradate che vogliono messe con un dehors che non va bene e lo devono segnalare. Con quest'app lo fotografano e va direttamente all'amministrazione, ma anche come promozione dei negozi. Bravissimo, quindi infatti. diventa anche una promozione interattiva, quindi è sempre quello di dare un contributo in più. Ma questo non può essere esteso a livello regionale, visto che lei ha la duplice veste, perché è un'iniziativa... Sì, ma difatti noi pensiamo di collaudarla a Padova per poi portarla anche a livello regionale e perché no anche a livello nazionale, perché c'è bisogno appunto di creare un po' di motivo di emozione, quindi lo crei di essere attivi in se sei modo. interattivo con la gente, se riesci a creare un dialogo proprio quasi di strada, un dialogo molto franco e molto anche attento. E quindi questo serve anche per segnalare se c'è una vetrina che è sporca o che non so, è abbandonata, si fotografa e magari si dice al proprietario della vetrina metti un cartello davanti, fai qualcosa, una vetrofania dove promuovi la città, certo. Cioè ci vuole piccole cose per creare qualcosa di carino e di bello. Allora, siamo in chiusura, un appello che si sente di fare in questo momento, tanto poi ci vedremo anche altre volte, eccetera, oltre a questo discorso importante di consumare l'acquisto nel proprio territorio, che una città vale l'altra, insomma, purché sia il proprio territorio, cos'altro vi sentite di dire? Di non bloccarci, di non farci bloccare da questo virus, di cominciare a vivere non la aver nostra paura, vita. insomma, la paura riprendiamoci la nostra vita, riprendiamocela con molta serietà e con molta attenzione, però
prendiamoci la nostra vita e non lasciamo a nessuno che ci governi. Andiamo nei negozi in sicurezza, compriamo nei negozi sotto casa, ma però facciamo quello che siamo abituati a fare, quindi diamoci anche dei valori e anche un po' diciamo, di soddisfazione anche a noi. Che alza le difese immunitarie. Esatto, che fa bene. Fa sorridere e fa star bene. Sì, sì. Allora, Patrizio Bertini, la ringrazio tantissimo per il suo contributo, ci renderà partecipi delle varie iniziative perché sono sempre molto importanti, sono di stimolo, poi voi siete molto attivi per portare le istanze del territorio, degli operatori anche a chi ci governa, quindi avete un'interazione con i politici del territorio e le nostre rappresentanze. Quindi io la ringrazio molto. Grazie a voi voi telespettatori, come sempre, invito a scriverci oppure contattare direttamente la Confcommercio del Veneto per fare segnalazioni. Adesso poi ci sono queste iniziative che partiranno anche sul territorio, consumate dai negozianti del territorio delle nostre città, perché è un circolo virtuoso e poi fa bene anche all'umore. Detto questo, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme con un'altra parte della nostra trasmissione.